Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione flash con le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Controlli straordinari sono stati eseguiti nella giornata di ieri nel centro di Trieste nell'ambito delle attività disposte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza a seguito di alcune aggressioni e risse che hanno coinvolto stranieri. Complessivamente, informa la Prefettura, sono state identificate 224 persone. 12 migranti sono stati accompagnati negli uffici della Questura per verifiche sulla loro posizione giuridico-amministrativa. 5 di questi sono stati espulsi. Sono stati controllati anche 12 esercizi commerciali e all'interno di uno, nascosti nel bagno, sono stati rinvenuti 15 grammi di hashish. Gli accertamenti, che si sono concentrati in particolare su Piazza Libertà, Piazza Goldoni, Piazza Garibaldi e Piazza Perugino, sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia, equipaggi del reparto Prevenzione Crimine della Polizia e operatori della Polizia locale. 2 incidenti nella giornata di oggi hanno richiesto l'intervento del personale medico-infermieristico inviato dagli infermieri della struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Il primo si è verificato all'interno della galleria Carso a Trieste. 4 le persone coinvolte in uno scontro tra 2 auto. Hanno operato gli equipaggi di un'ambulanza e di un'ambulanza del BLS. 3 persone sono state soccorse e trasportate con ferite non gravi all'ospedale di Catinara. La quarta è stata controllata sul posto e per lei non è stata necessaria l'ospedalizzazione. Un secondo sinistro si è verificato lungo la statale 202, praticamente il raccordo autostradale, grande viabilità triestina, tra Patriciano e Catinara, la direttrice. Gli equipaggi dei mezzi di soccorso su ruota hanno preso in carico una persona che è stata trasportata a Catinara in codice giallo. Attivazione dalla sala operativa del servizio del numero unico d'emergenza NUE 112 del Friuli Venezia Giulia, attivati dalla Sores, per quanto di competenza anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Felix Coeli Porta edizione 2023, in programma domenica 17 settembre dalle ore 10 alle 18, un programma inedito di Noi Cultura e Turismo in collaborazione con Itineraria, un viaggio affascinante attraverso chiese, chiesette campestri e votive, un patrimonio comune e inestimabile di storia, arte e fede in un territorio pittoresco anche ricco di deliziose suggestioni enogastronomiche. 7 i luoghi da visitare, ingresso libero, non serve comunque la prenotazione, che sono ubicati tra i comuni di Pradamano, Butrio, Pavia di Udine, Corno di Rosazzo, San Giovanni a Natisone, Manzano e Premariacco. Al centro delle visite chiaramente la plurisecolare abbazia di Rosazzo. E con questo chiudiamo qui, grazie come sempre per la visione all'ascolto, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.